Trattiamo leggi, ragazzi. Ci troviamo a Venezia, siamo fuori dal porto di Jesolo, qualche miglio, una giornata di bel tempo, abbiamo approfittato per uscire in barca, così abbiamo fatto una prova, visto che da poco che l'abbiamo messa in acqua. Ci hanno passato un po' di artificiali da provare, Nunzio, il nostro amico, ci ha dato qualche edge da testare qui nella nostra zona. Passiamo, diciamo, a vederli un attimo da vicino. Come vediamo da queste immagini, queste tutanare sono state proprio concepite per lo spinning ai cefalopodi sia dalla barca che da terra. Garantiscono di raggiungere notevoli distanze grazie al corretto bilanciamento, in più sono state tutte di una zavorra a lama che garantisce un affondamento veloce facendo assumere all'artificiale un assetto corretto ed una traiettoria attesa sia in fase di discesa che nelle più violente zaccate verso l'alto. I materiali sono di altissima qualità, garantendo un forte potere catturante ed una straordinaria durata dell'artificiale nel tempo. Hanno tutte un profilo affusolato ed aerodinamico, particolare che dona alla tutanara una gittata notevole, possiamo lanciarla come vogliamo praticamente, questa tutanara va comunque distante. In più ha un nuoto naturalissimo, sembra un gambero vivo in acqua. Parliamo un attimo di azione di pesca. Lunghe cercate alternate a semplice scarrozzo. Rimaniamo fermi, l'artificiale lavora sul fondo, vediamo un po', un bello strattone, torniamo sul fondo, le canne possono rimanere anche in riposo, io ne ho due, una la lavoro sempre in mano e una la tengo qui appoggiata e la muovo solo ogni tanto. Noi lo interpretiamo così l'edging dalla barca.